10 del campionato. Infatti l'Ardea può vantare nella propria formazione Brac a quota 10 gol e Covelluzzi a quota 9. Risponde invece il Casalbertone con Celani, capocannoniere del campionato, con ben 12 gol in 8 partite. Di conseguenza ci si attende tanto spettacolo quest'oggi. Il pallone è al centro del campo, il match sta per iniziare. Il movimento dentro di Moles che si accontenta della rimessa laterale. Ed è sempre Casalbertone con il pallone, con Moles che si appresta a battere la rimessa. L'Ardea schierata al centro della difesa, c'è Covelluzzi che si avventa sul pallone, buono il dribbling, mantiene il contatto col pallone, poi finisce giù e non c'è nulla per l'arbitro e quindi ripartenza Casalbertone, subito sventata da Bernardini, poi Bracca alla conclusione e il tiro deviato da parte di Celani. Bella azione, qualche protesta soprattutto dagli spalti gremiti e i tifosi dell'Ardea. Va sulla linea della palla. Palla quindi Casalbertone con Moles che è pronto a battere la rimessa laterale, si appoggia dietro a Celani, ancora il cambio gioco, ancora il pallone per Celani che cambia tutto, buono il pallone verso Ciullo che stoppa, conclude, Mugnaini si fa trovare pronto, buono il controllo di Angione che poi però non trova il contatto giusto con il pallone, sarà quindi rimessa laterale per il Casalbertone con il pallone toccato dietro per Foglio, subito allargato dentro, ancora servito Celani che viene subito pressato, però trova un ottimo scarico per Moles che viene fermato da un ottimo intervento del capitano Bernardini che quindi punta dritto verso l'area di rigore, si allarga, conclude il salvataggio sulla linea di Celani che si fa vedere sia davanti che dietro, quindi Mugnaini a giocare il pallone. Lancio lungo verso Angione che prova a staccare, poteva anche essere una sponda dentro, non c'erano però compagni che avevano seguito l'azione. Allora ancora Foglio a impostare l'azione, sbaglia qui il tocco, arriva Angione e trova il gol dell'1-0 sull'assist di Covelluzzi. Vanno giustamente ad esultare tra i propri tifosi i giocatori dell'Ardea che si sono portati in vantaggio, punteggio di 1-0, gol di Angione. Poga poi il tiro che si stampa sull'estremo difensore del Casalbertone. Quindi ancora Bernardini in possesso, servito Rodriguez sotto la mia postazione, si ritorna da Barbarisi. Barbarisi ora a giocare il pallone, servizio per Carletti, ancora l'appoggio per Barbarisi, due scambiano molte volte pallone e posizione, l'imbucata dentro per Angione ed è il momento di Foglio di farsi vedere davanti, ottimo l'intervento di Rodriguez, ragionare l'Ardea. Il buono il controllo da parte del numero 22 Caltagirone che guadagna così una buona rimessa laterale. Pallone quindi giocato per Barbarisi sotto la postazione, Barbarisi va in dribbling, pensa anche alla conclusione, poi sceglie di tenere il pallone e tira fuori una conclusione violentissima sulla quale Bernardi sa farsi trovare pronto. Riprende quindi il match dopo il time out con il pallone giocabile per il Casalbertone, il tocco dietro per Amoruso che ancora restituisce al compagno, la palla è uscita, dice l'arbitro, non è riuscito nel controllo De Santis ed è l'Ardea che gioca il pallone dal basso con Barbarisi. L'Ardea non ha paura di prendersi qualche rischio, qui c'è l'ottimo controllo di Carletti che conclude e stampa in pieno il tiro sul palo, bella l'azione di Carletti. Barbarisi a portarsi sul pallone. Parte quindi Barbarisi che conclude e c'è Bernardi che si fa trovare pronto e poi arriva sul pallone. Lopez tirato quindi per Covelluzzi, con calma l'Ardea gestisce il vantaggio, buono il pallone per Lopez che si appoggia a Mrak. Qui Mrak sbaglia, c'è allora Cecilia che arriva a concludere e c'è il gol sulla ribattuta, non ha potuto fare nulla Mugnaini e c'è quindi il punteggio dell'1-1 del Casalbertone, gol di Cecilia. È aumentata con
con lei è arrivato anche il vento. Sembra una situazione da film con il tempo che non aiuta, è la partita che conta tantissimo, le due squadre a punteggio pieno si danno battaglia qui al Florida Sporting Club ed è ora il Casalbertone a giocare palla con Moles che viene subito attaccato, c'è il contrasto, arriva Ciulo sul pallone che pensa anche a concludere il tiro deviato e Mugnaini si fa trovare pronto, bella parata dell'estremo difensivo all'Ori dopo aver trovato il repentino gol dell'1-0, quindi ancora Covelluzzi, ancora chiuso da Ciulo, bella sfida quest'oggi tra i due. Piove a vento al Florida Sporting Cup con le gocce vanno a finire sulla telecamera, forse non si vedrà benissimo, arriva Ambracca alla conclusione, chiusa, poi Bernardini e c'è l'ottima opposizione dell'estremo difensore, gran tiro di Bernardini che sta chiudendo ogni possibile spazio per l'Ardea e quindi batterà la rimessa. Arriva il pallone per Bernardini, sempre incollato al sinistro, servito Lopez largo, torna dal capitano, lasciato il pallone a Ambrac che si accentra, vuole trovare lo spazio della conclusione, arriva il tiro improvviso e ancora estremo difensore Bernardi dice di no, bellissima la parata. Cominciato il secondo tempo in questo momento tra l'Ardea e il Casalbertone, punteggio di 1-1, il primo possesso è per l'Ardea, dietro per Barbarisi, ancora Barbarisi si accentra, servito quindi Rodriguez, e poi in buca per Covelluzzi, ottima ancora la chiusura di Ciullo che si sta facendo trovare sempre pronto in ogni possibile occasione avversaria, quindi è ora Rodriguez che gioca il pallone servito per Covelluzzi che ha tanti avversari addosso, arriva la conclusione di Angione e ancora Bernardi a dire di no, veramente una gran partita la sua. Possesso, Angione va a battere la rimessa, toccata dietro per Barbarisi che si accentra, prova anche la conclusione, il tiro deviato da Ciullo, il tiro sembrava interessante, comunque Bernardi si era mosso ancora una volta bene. Dai Claudio! Fatto sta che sarà calcio d'angolo Ardea. Sta cercando di trovare il modo giusto per punire e qui c'era il cross dentro perfetto per Angione che non trova l'impatto giusto, peccato, è leggermente troppo lungo, non riesce ad arrivare a Moruso. Bella l'azione, peccato per la piccola imprecisione sul passaggio ed è l'Ardea a giocare la palla su rimessa laterale, è Barbarisi a lanciare lungo per Covelluzzi che stoppa, Rodriguez arriva a tu per tu il pallone per Covelluzzi e Bernardi ancora una volta si fa trovare pronto, qui la rimessa in gioco non è perfetta, Covelluzzi che controlla, conclude 1-2, veramente tremendo, grandissimo il lavoro di Bernardi, buona la conclusione di Covelluzzi, servito Covelluzzi, girato il pallone per Barbarisi, ancora Rodriguez, poi per Barbarisi il controllo non è perfetto, riesce però a mantenere il pallone tra i suoi piedi e quindi il possesso per l'Ardea, il tocco per Covelluzzi che stoppa molto bene, si gira, arriva tu per tu e l'uscita di Berardi è ottima, poi ancora Covelluzzi che tira, colpisce il palo esterno, ottima occasione per l'Ardea, manca comunque tantissimo alla fine del secondo tempo ed è Ciullo a fermare Covelluzzi, non c'è niente per l'arbitro, Covelluzzi con foga va a riprendersi il pallone, sarà quindi calcio d'angolo Ardea, pallone battuto sul secondo direttamente sui piedi di Barbarisi che controlla e punta, sceglie quindi di accentrarsi e c'è la conclusione e ancora una volta Bernardi dice di no e chiude la propria porta, grandissimo questo intervento da parte di Bernardi. L'appoggio per Angione che prova subito a trovare Covelluzzi che si mette sempre al centro dell'area di rigore, quindi ancora Barbarisi. Possesso asfissiante da parte dell'Ardea in questo secondo tempo, Angione ha un po' di campo, conclude, il tiro deviato, entra in porta e c'è la doppietta personale di Angione ed è così che l'Ardea trova il gol del 2-1, gol anche meritato per questo inizio di secondo tempo ed è Angione che va ad esultare insieme ai suoi tifosi, punteggio di 2-1 e c'è la conclusione al volo di Caltagirone, bel tentativo, Bernardi però è sempre al posto giusto e allora Ciullo che lancia lungo per Foglio che non riesce ad arrivare sul pallone.
Mugnini a giocare il pallone, a cercare lo stop buono di Barbarisi, che mette in movimento Rodriguez, che arriva di fronte al portiere avversario, stampa in pieno quindi è Caltagirone a giocare il pallone, che però è impreciso, ed è quindi Bernardi a lanciare lungo per Foglio, e qui prende spazio regolarmente, dice l'arbitro. Allora il pallone dentro per Covelluzzi, e c'è il gol dell'Ardea con Rodriguez che si trova sul punteggio del 3-1, l'assist di Mrak. Rodriguez che va a esultare insieme ai tifosi che per poco non distruggono l'impianto, e quindi il punteggio di 3-1 Ardea. Bel gol di Rodriguez, botta, quindi il pallone per Barbarisi, che per lui oggi è grandissima partita. Poi ancora Mrak sulla palla, riesce a mantenere il possesso. Mrak ha fame di gol, arriva dentro l'area di rigore, c'è il tocco, però ancora una volta la difesa del Casalbertone regge, ed è quindi Celani, il capocannoniere, a giocare il pallone per il Casalbertone. Ancora restituisce a Celani, e c'è l'intervento sulla linea di Caltagirone, che esulta come se avesse segnato subito. Cambio di fronte, adesso la pioggia si è un po' intensificata, c'è Amoruso sul pallone, il pallone largo, esce Mugnini che esulta anche lui come un gol. L'Ardea ci crede, sente il peso della partita, sente il peso del pallone. Buona l'uscita di Mugnaini, ed ora Casalbertone a battere il calcio d'angolo con Cecilia, il tocco per Amoruso, ancora Cecilia, si prende forse qualche attimo di troppo, arriva a concludere, e Mugnini vola sul tiro. Buono il tentativo di Cecilia, fondamentale per il Casalbertone, ma ancora mai poco. Alla fine della partita sul pallone va Cecilia, il pallone pesa come un macigno, Mugnini deve difendere la propria porta, arriva il fischio, parte Cecilia e trova il gol del 3-2, il gol della speranza. La partita non è finita, 3-2, gol di Ceci, punteggio di 3-2. Devo dire, l'Ardea ha ampiamente meritato la vittoria. Il Casalbertone non è riuscito a opporsi in maniera corretta contro questo squadrone, che quindi si porta a 27 punti, punteggio pieno. Dopo 9 partite giocate il Casalbertone perde la prima partita dell'anno. Comunque abbiamo visto il match tra due squadre fortissime, quindi un saluto a tutti dal Live Sport Academy.